Abbiamo parlato di liberalizzazioni, nuovo patto fiscale, infrastrutture, nuove condizioni per la crescita delle aziende. Per fare tutto questo c'è bisogno di un cambio netto nel Paese. I cambiamenti di cui abbiamo bisogno non sono degli aggiustamenti, sono rivoluzioni, servono a cambiare le regole del gioco. Io non vedo l'intenzione, nonostante gli scossoni delle amministrative e dei referendum, di fare delle riforme vere. Vedo il solito gioco a somma zero. Si rilancia l'economia del Paese discutendo se serve di più il rigore o lo sviluppo. È il derby più attuale del momento. Se ne parla tanto, crea tensione all'interno della maggioranza e l'opposizione è un divaga. Ma non c'è contrapposizione. E se vedessimo il rigore come un metodo e lo sviluppo come un obiettivo? Il rigore senza sviluppo è un esercizio fine a se stesso e lo sviluppo senza rigore rischia di non selezionare obiettivi e priorità. Noi, sia chiaro, difendiamo il rigore. Il rigore è stato l'unico argine che ha tenuto il Paese in questi mesi, ma vogliamo un rigore fatto di scelte selettive che favoriscano lo sviluppo. Vogliamo una strategia di sviluppo intelligente. Temiamo molto una finta spinta allo sviluppo come risposta agli esiti delle consultazioni. Gli interventi che vogliamo a sostegno della crescita devono essere mirati a obiettivi definiti e non una pioggerellina sottile che non bagna nessuno e non fa altro che allagare il deficit. Insomma, da qualsiasi parte lo si guardi, lo sviluppo chiede a tutti di fare un passo indietro rispetto alle proprie prerogative, a vantaggio di un bene superiore. Di fatto ci richiama un forte senso etico. Lo sviluppo deve essere l'ambizione della collettività. E come si affronta l'ultima chiamata per l'Italia? Con la politica. Sì, lo ripeto, con la politica. Senza la politica non si esce dalla crisi. È la politica che sceglie, ma deve essere una politica molto diversa da quella attuale. Non nascondiamoci dietro un dito. Perché le riforme che servono davvero al Paese non si fanno? Perché sono impopolari. E il paradosso è che più servono e più è difficile farle. Si tratta di riformare la società italiana. Lo scambio tra consenso e mobilismo della politica perché tutto rimanga com'è deve essere infranto. Se 10 anni fa le riforme sarebbero state complicate ma fattibili, oggi sono imprese titaniche. Abbiamo bisogno di politici competenti, capaci di assumersi il rischio di scelte coraggiose per abbattere privilegi, nepotismo e demagogia. E perché ciò si realizzi vorremmo che i giovani si appassionassero alla politica per assicurare un ricambio politico, un ricambio continuo ed un sistema elettorale che permetta tale ricambio. Noi offriamo la nostra collaborazione e il nostro supporto a chi si metterà in gioco a lavorare per il bene comune. La politica nazionale spesso ci lascia attoniti e con un senso di lontananza e solitudine. La politica è malata, proviamo a curarla ripartendo dal nostro territorio. Io vorrei aprire un'avvertenza con la politica per parlare del nostro territorio, che deve crescere come le nostre imprese. Ai politici chiediamo una visione. Sì, lo ripeto, noi chiediamo una visione. E a noi spetta sollecitare perché questa visione contenga i valori che riteniamo indispensabili al progresso. 3 esempi che riguardano il nostro territorio. Mi piacerebbe che il nostro consorzio ZAI non fosse semplicemente un razionalizzatore urbanistico. Dovrebbe lavorare su quello che c'è oltre l'urbanistica per realizzare un polo d'attrazione per le imprese. Sogno un progetto industriale per la ZAI, che porti a Verona imprese eccellenti, capaci di sviluppare innovazione e occupazione. Io di questo vorrei parlare con la politica. E vorrei parlare della nostra fiera, dove siamo qui oggi, che ha l'occasione di aprire i propri capitali a nuovi soci. Questa è un'occasione per intrecciare relazioni con nuove realtà, anche di altre province. E vorrei parlare con la politica anche del lavoro che resta da fare sul nostro aeroporto. Abbiamo un progetto condiviso dai territori interessati che va realizzato senza battute d'arresto, dritti alla meta. Io sogno un sistema aeroportuale integrato dove magari i privati possono apportare il loro contributo di capitali e idee. Al Consiglio d'amministrazione che si è insediato proprio oggi, io faccio i miei migliori auguri. Il Presidente ha un compito molto difficile. Assuma le decisioni guardando al futuro, senza timori.
Le alleanze giuste sono quelle che nascono dai mercati e non dagli apparentamenti politici. Il sistema Verona gli ha consegnato un progetto da completare. Lo conduca in porto con determinazione. Non ceda al vizio italico di ritornare sulle decisioni prese, ripartendo sempre da zero. Ecco, a me piacerebbe parlare di più con la politica di questi temi, ma lo voglio dire con chiarezza: bando alle ipocrisie. Parliamo di vertenza, perché non si può essere sempre tutti d'accordo. Il dissenso è funzionale al gioco democratico, purché non diventi veto e non sia un dissenso animato da interessi individuali. Dobbiamo tutti stringerci intorno al futuro da costruire.